tornato a trovarci il presidente di AIS Veneto, Associazione Italiana Sommelier, Giampaolo Breda, bentornato. Grazie, un saluto a te. Ecco, quando ritorna Giampaolo Breda vuol dire che ci sono grandi eventi, vieni qui ad invitarci certo. a delle giornate di grandissima cultura vitivinicola, di grande piacere, di grande divertimento, di scoperta, come in questo caso il Venezia Tasting 2025. Esatto, è l'appuntamento più importante dell'anno di AIS Veneto, quindi dell'Associazione Italiana Sommelier del Veneto, perché va a creare un punto di incontro di tutti gli appassionati del vino con la possibilità di assaggiare le eccellenze del Veneto. E ricordiamo che quando parliamo di Veneto parliamo della prima regione d'Italia a livello di produzione, di geodiversità, di export. Abbiamo il primato sotto mille aspetti. Cioè, per farvi capire, saranno presenti 130 aziende, quasi 700 etichette, 6 consorzi, un'edizione completamente rinnovata, tra l'altro una location grande che può accogliere veramente tantissime persone e la possibilità di fruire di queste meraviglie in modo splendido. Assolutamente sì, quindi dalle 10 del mattino fino alle 6:30 del pomeriggio, l'accesso è appunto attraverso una prenotazione online sul sito di AIS Veneto oppure direttamente in loco, ci si presenta lì. Sarà veramente una bellissima giornata dedicata alle eccellenze del vino veneto. Allora, non solo questo, perché sapete che Venezia Tasting, se qualcuno ha già avuto la fortuna di partecipare a uno di questi grandi eventi, non è solo, e già questo è tantissimo, da poter assaggiare, conoscere, scoprire. Ci sono anche 6 masterclass, quindi la possibilità di approfondire dei monografici su vari vini, tipologie di vini diversi. Sì, lì entreremo nel dettaglio di alcune aree da conoscere. Parliamo di Valpolicella, parliamo di Lugana, parliamo di Custozza, Lessi-Vidurello, Soave e quell'eccellenza del Prosecco che troviamo a Conegliano e Valdobbiadene, quindi quel Prosecco superiore. Faremo dei focus, faremo anche qualche gioco di abbinamento cibo-vino, quindi diciamo stimoliamo un po' alla scoperta e alla formazione attraverso i nostri campioni, perché avremo proprio i nostri campioni che accompagneranno il pubblico sulle varie masterclass. Poi se voi avete seguito anche o conoscete un po' il settore dei sommelier, questa meravigliosa professione che in realtà è una grande cultura, non è solo saper degustare un vino, conoscere un vino, è tutta la cultura, dal territorio alla storia, alle tradizioni che vanno a creare questo meraviglioso prodotto, no? Diventa una summa speciale. Senti, altre curiosità, altre... Te ne dico una, vai. allora, è la ciliegina, come dire, sulla torta. Andremo a coronare con la consegna diplomi e il Tastven. Tu sai che il nostro simbolo è il Tastven, Bene, al collo. Ecco, a ben 300 neosommelier, quindi andiamo a festeggiare questa attraverso una celebrazione, ecco, questo momento di, come dire, traguardo, ma di nuova partenza, ecco, per la formazione di questi appassionati che ormai da diversi livelli affrontano la formazione con noi. Tra l'altro una grandissima preparazione, io vorrei ringraziare e salutare tutte le persone, compreso te, che si dedicano in maniera eccellente a questi scopi. Io volevo ricordare 23 marzo, sì. Santa Lucia di Piave, il polo fieristico di Santa Lucia di Piave, dal mattino alle 10 fino alle 18 circa. Se volete iscrivervi per partecipare alle masterclass o anche semplicemente per già fare una, diciamo così, una preiscrizione per entrare all'evento, che è aperto a tutti, non solo gli addetti al settore, andate sul sito aisveneto.it, trovate tutte le informazioni anche per i corsi. Certo, grazie Giampaolo Breda, grazie mille, grazie ad AIS.